Nel centro di Vazzola si eleva la chiesa quattrocentesca di San Giovanni Battista. L'edificio è stato ricostruito sul sedime di un altro alto medievale, testimoniato dal ritrovamento di un muro e di un pozzetto battesimale. Abbiamo notizia di un pre-alfarico pievano nel 1207, mentre la data di consacrazione risale al 9 novembre 1490, all'epoca del vescovo di Ceneda Niccolò Trevisan. L'interno, diviso in 3 navate, contiene un fonte battesimale e una tela di Francesco Beccaruzzi, ambedue del XVI secolo. In sacrestia si è conservata parte di un ciclo di affreschi di Francesco da Milano, pittore rinascimentale che seppe comunicare in modo intimo le elementari certezze di un cattolicesimo in concusso. Sulle pareti ammiriamo la predica di San Giovanni Battista, il battesimo di Cristo e il compianto sul Cristo morto. Sulla volta del soffitto compaiono gli evangelisti col Redentore al centro. Di particolare interesse San Luca, ripreso mentre dipinge il ritratto di Maria. Antica cappella medievale dipendente dall'abbazia di Lovadina, la chiesa di San Martino di Visnà fu elevata a parrocchia nel 1514, quando era sottoposta al monastero di Santa Maria degli Angeli di Murano. L'attuale edificio è stato costruito nel 1925. La nitida facciata di gusto romanico riporta nella mezzaluna del portale un mosaico con la scena di San Martino e il povero, ove il santo a cavallo e in vesti militari taglia il mantello e ne dona una metà all'ignudo. La nota iconografia ricordava ai villici senza terra la data di scadenza dei contratti di mezzadria, ma anche l'unione di virtù militare e semplicità evangelica nella perfetta imitazione di Cristo. Il vasto e luminoso interno di ispirazione rinascimentale si intensifica nel coro ligneo, fulcro dell'edificio. Seguendo gli schienali dei sedili, veniamo edotti sulle storie di San Martino, incise nel 1710 da Antonio Pigatti, entro 12 formelle in noce. Tra le scene riconosciamo la resurrezione di un giovinetto pianto dalla madre, episodio per il quale San Martino viene considerato protettore anche della maternità, in continuità con l'antica devozione per Sant'Anna, che a Visnà vantava una confraternita fin dal 1763.